Contagi e ricoveri continuano a calare. Zaia ottimista, il Veneto si sta avviando verso la zona bianca, il virus ormai si è endemizzato. Dal governo in arrivo il provvedimento che toglierà l'obbligo di mascherine all'aperto a prescindere dai colori. Paura e danni in tarda mattinata per le fortissime raffiche di vento che hanno colpito il Veneto, soprattutto il Vicentino e la Marca, alberi e pali caduti, tettoie scoperchiate, decine di interventi dei vigili del fuoco. La tragedia di Pietro Benfatto, il 17enne padovano morto mentre guidava l'auto del papà, il racconto di un testimone, la vettura è volata per 200 metri prima di finire nel giardino di un'abitazione. Tragedia della A4, il video di un testimone sulla fuga a piedi e l'arresto dell'automobilista sloveno che sabato viaggiando contromano ha causato la morte della 56enne di San Biagio. PNRR firmato a Palazzo Balbi un protocollo tra la Regione e la Guardia di Finanza per lo scambio di informazioni a tutela della legalità. Il Veneto è la prima regione a sottoscriverlo in Italia. È morto a 103 anni Nicola Amenduni, creò l'impero delle acciaierie Valbruna di Vicenza, il cordoglio del mondo imprenditoriale e politico, se ne va un grande uomo e filantropo. Dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale, le emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando, Antenna 3 sarà visibile sul canale 10. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Lo avete sentito, tra poco vi proporremo le dichiarazioni del Presidente Zaia sulla pandemia che sta scemando finalmente e proprio alla luce anche di questo andamento delle curve dei contagi vi chiediamo: eliminare il Green Pass? È questo il quesito del nostro sondaggio di questa sera. Per rispondere sì, come sempre 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690 e poi come sempre il risultato del sondaggio lo commenteremo in prima serata a Ring questa sera. E dunque abbiamo detto migliora la situazione epidemiologica in Veneto, Veneto che sta andando, dice il Presidente Zaia, verso la zona bianca. Dal governo intanto la decisione di togliere l'obbligo di mascherina all'aperto in tutta Italia da venerdì. Stiamo andando verso una zona bianca. Si fa progressivamente sempre più nitida la luce in fondo al tunnel della quarta ondata. Quel miglioramento emerso a livello nazionale lo si ritrova anche in Veneto, che conta oggi 2.858 nuovi positivi in 24 ore, 1.711 pazienti in area non critica e 160 in terapia intensiva. Di questi però gli attualmente positivi sono 125. Tutte le curve in calo in tutte le province del Veneto e quindi anche la curva regionale. Bisogna portare l'attenzione e quindi portare la mascherina, però è pur vero che penso che il virus ormai si sia endemizzato. Sarebbe però sbagliato abbassare proprio ora la guardia e soprattutto è importante continuare con le vaccinazioni, soprattutto per le fasce di popolazione più a rischio. Dobbiamo mettere in sicurezza le fasce di età più a rischio, che sono gli over 70 e gli over 80, per i quali ancora un virus preso in assenza di vaccinazione dà ovviamente i problemi che ci sono. Intanto da oggi nuove regole a partire dalla gestione delle quarantene a scuola e Green Pass illimitato per chi ha la terza dose o è guarito dopo essersi vaccinato. Dall'11 febbraio decade poi l'obbligo di mascherine all'aperto in tutto il territorio nazionale. Il sottosegretario alla salute Costa infatti ha annunciato l'arrivo di un provvedimento del Ministero per togliere i dispositivi di protezione all'aperto in tutte le regioni senza distinzione di colore. Pochi giorni dopo, il 15 febbraio, scatta l'obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori over 50. Queste le tappe principali di un percorso che porterà al 31 marzo, quando scadrà lo stato d'emergenza, salvo il governo non decida di prorogarlo ulteriormente. E dunque lo avete sentito accennare dalla collega Francesca Bozza, in vigore da oggi le nuove regole sulla DAD previste nell'ultimo decreto anti-Covid, ma sulla distinzione tra vaccinati e non, tra i bambini della primaria in particolare, monta la protesta degli insegnanti veneti. Come insegnanti noi abbiamo il dovere di educare all'inclusione e all'uguaglianza. In questo modo stiamo escludendo i nostri alunni su scelte che poi sono in capo ai genitori, non ai bambini. Una lunga lettera indirizzata al Premier Mario Draghi, al Ministro Patrizio Bianchi, ma anche al Presidente del Veneto Luca Zaia per protestare contro l'ultimo decreto del governo che prevede anche per i bambini della primaria una distinzione tra vaccinati e non per l'accesso a scuola. In 24 ore l'hanno firmata 159 tra insegnanti e dirigenti scolastici che si rifiutano di dover imporre il divieto di accesso in classe a questo o quel bambino. Non vediamo il motivo
di questa discriminazione così grave, soprattutto nella scuola primaria. Noi lavoriamo per l'inclusione. Ci hanno dato anche da lavorare per l'educazione civica, affrontiamo i temi della nostra Costituzione, nella quale viene appunto dichiarato che ogni uomo, donna che sia, di fronte alla legge siamo tutti uguali. In questo caso quest'uguaglianza assolutamente non c'è. La petizione sarà ora allargata anche ai genitori. La DAD, spiega questa insegnante, è riuscita pur tra mille difficoltà a includere tutti. La nuova norma rischia di penalizzare solo alcuni bambini che si sentiranno esclusi senza capirne il motivo, applicando un controllo del Green Pass che non avviene in nessun'altra circostanza per gli under 12, liberi di entrare nei negozi, andare al cinema, in pizzeria, a prescindere che siano vaccinati o meno. Per cui, perché a scuola? Qual è il motivo? Questo vogliamo sapere. Qual è il motivo? Perché invece a scuola questi bambini devono in un certo senso essere controllati? Noi ci opponiamo a tutto questo. Andremo avanti con la nostra protesta perché qui proprio non vogliamo abbassare la testa, assolutamente no. Siamo alla cronaca. È appesa ad un filo la vita del 37enne che si è dato fuoco sabato sera a Oderzo perché è multato per la seconda volta consecutiva perché non aveva il Green Pass. Il suo avvocato parla di accanimento nei suoi confronti. La goccia che le ha fatto traboccare il vaso è stato proprio l'accanimento da parte dei controlli, che comunque questa sensazione di non essere considerato, di non essere visto, di non avere nessuna tutela. Ecco, lui secondo me si sentiva veramente vittima del sistema. È una vicenda che obbliga a porsi degli interrogativi, quella di Nadim Faraz, il 37enne pakistano che in preda alla disperazione sabato sera si è dato fuoco per strada a Oderzo. Destinatario di un mandato di cattura europeo per un reato che qui neanche è punito, il 37enne si trovava ai domiciliari e per questo motivo, conferma l'avvocato, non gli è stato possibile vaccinarsi. Lui aveva l'autorizzazione che gli era stata riconosciuta dalla Corte d'Appello di Venezia di recarsi quotidianamente al lavoro e però non aveva la possibilità di ottenere il Green Pass. Ai carabinieri aveva chiesto di potersi recare a farsi quantomeno il tampone in farmacia, ma gli era stato negato perché al momento non c'era un'autorizzazione in tal senso da parte della Corte d'Appello, per cui lui poteva assentarsi da casa solo per andare a lavorare, ma non per andare a farsi il tampone. Né tantomeno per andare a vaccinarsi. Gli è riuscito di farsi la prima dose solo mezz'ora prima del tragico gesto, la stessa sera in cui ha ricevuto la seconda sanzione consecutiva da 420 euro perché si trovava al lavoro senza certificazione verde. Ma una seconda opportunità probabilmente non riuscirà ad averla, stando a quanto hanno spiegato all'avvocato i medici dell'ospedale di Verona. Mi ha detto la dottoressa che è gravissimo e che probabilmente non ce la farà. Anche se dovesse farcela, comunque sarà un calvario per lui perché dovrà sottoporsi a un numero imprecisato di interventi e rimarrà probabilmente sfigurato e comunque pesantemente meno male per tutta la sua vita. Lui che sognava di fare l'imprenditore. Soprattutto nell'ultimo periodo il suo pensiero fisso era quello di farsi lui, di diventare titolare di un negozio, perché lui voleva proprio, riscattarsi. Questa dunque la triste vicenda. Ora parliamo di la paura e i danni che si sono vissuti in tarda mattinata di oggi per le fortissime raffiche di vento che hanno colpito il Veneto e soprattutto il Vicentino e la Marca trevigiana. Qui sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia per le raffiche di vento che hanno soffiato anche a 100 km/h, alberi caduti, pali del telefono abbattuti, coperture di tetti che si sono staccate, bancarelle dei mercati spostati dalle folate. A Mogliano in tarda mattinata in Via Verdi un albero è caduto, come è successo a Barcon di Vedelago nel giardino della scuola. In un istituto a Vedelago si è staccata una parte della copertura della palestra. A Valdobbiadene come a Nervesa paura al mercato con le bancarelle spostate dal vento. A Castelfranco al cimitero di San Floriano le raffiche hanno scoperchiato alcuni loculi nel lato sud-est. Pezzi di lamiere sono finiti nel parcheggio. Lungo la Venale alcuni rami sono caduti in acqua e
località Casoni sono stati segnalati pali del telefono pericolanti. Al punto tamponi dell'ex Melody il vento ha abbattuto la segnaletica. Insomma, state vedendo le immagini davvero dei gravi danni che queste inaspettate raffiche di vento hanno provocato oggi in Veneto e nella Marca Trevigiana. Ora veniamo alla tragedia di Pietro Benfatto, il 17enne padovano morto domenica mattina all'alba in un tremendo incidente stradale mentre guidava l'auto del papà. Il racconto di un testimone. E poi ho aperto il portoncino e sono venuto giù. È morto, ma non vedevo niente, la vettura era andata sul cancello. È morto. Erano carichi comunque, esatto. È morto. Le urla disperate degli amici di Pietro Benfatto squarciano la notte lungo la strada Romea a Legnaro. La testimonianza di un residente svegliato alle 4 del mattino dal boato dell'auto guidata dal 17enne e piombata nel giardino di un'abitazione vicina. La macchina guidata da Pietro prima ha toccato quel cordolo e poi 200 metri di volo, lo vedete ancora i segni sulla strada, ha sfondato la siepe e poi la ringhiera finendo la sua corsa nel giardino di quell'abitazione. Pietro, 17 anni appena, residente a Mortise, non doveva guidare quella macchina. A mamma e papà che gliel'avevano prestata aveva detto che l'avrebbe guidata un amico ventenne. Invece, dopo la serata al pub, ha deciso di mettersi al volante, nonostante non avesse la patente. Il giovane, forse a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo del veicolo e dopo aver centrato il cordolo a bordo strada ha sfondato la ringhiera ed è planato nel cortile dell'abitazione. E ha saltato le due murette là e ha fatto il percorso fino alla strada dove ci sono i cancelli. Un boato? Cosa? Un boato, esatto. Col colpo hanno gettato giù i cancelli e la vettura si è spostata verso la casa. Sono stati proprio i proprietari di casa, svegliati dal boato, a chiamare i soccorsi, ma per Pietro Benfatto non c'era più nulla da fare. Gli amici che lo seguivano in auto hanno assistito alla scena ed erano sotto shock. E questi forse tentavano di fuggire. I ragazzi? Sì, però poi hanno pensato, hanno messo la vettura qua e intanto è passato del tempo, esatto, si è fatto su altra gente e poi siamo andati sulla stradina, abbiamo visto la vettura. Nei prossimi giorni verranno eseguiti gli esami tossicologici e l'autopsia. La polizia stradale di Piove di Sacco, intervenuta sul posto, analizzerà vari reperti ritrovati nell'auto del 17enne. Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo. L'ipotesi di reato è quella di incauto affidamento dell'auto ad un minorenne. La musica trap tra le passioni di Pietro, che aveva anche un gruppo attivo sui canali social e su YouTube. Il minorenne era anche arbitro di basket, lascia nel dolore i genitori e due sorelle più grandi. E ora invece il video della fuga a piedi e l'arresto dello sloveno Ales Gomoli, l'automobilista che sabato mattina, viaggiando contromano sul raccordo autostradale di Trieste, ha causato la morte di Parashiva Utu, la 56enne di origini romene, nota a tutti come Paola, a San Biagio di Callalta, dove risiedeva. Il filmato è stato realizzato da un automobilista e postato sui social. Una fuga a piedi improbabile in preda al panico lungo le corsie del raccordo autostradale di Trieste. Ales Gomoli aveva appena provocato la morte di Parashiva Utu, per tutti Paola, l'incolpevole automobilista romena di 56 anni residente a San Biagio di Callalta, finita nella traiettoria della sua folle corsa contromano a 180 all'ora e morta nel rogo del suo stesso veicolo. Il 49enne sloveno è fuggito di corsa dal luogo dell'incidente, poi, quando non ce la faceva più farneticante, ha iniziato a colpire con il pugno destro i finestrini e i portelloni dell'ambulanza che lo stava seguendo, imprecando in preda all'agitazione quasi a voler scagliarsi contro i sanitari. Poi l'arrivo di corsa di due poliziotti, uno lungo la stessa carreggiata, l'altro, a quanto pare dal video, dallo spazio percorribile tra i due guardrail centrali. Nel video, ripreso con il cellulare da un automobilista, postato sul gruppo Facebook 6 di Monfalcone e dintorni e poi rimosso, dopo aver fatto però il giro di diverse chat, viene poi immortalato il momento dell'arresto. Due paramedici scesi dall'ambulanza provano a calmarlo, ma invano, mentre Ales mantiene il pugno alzato in segno di minaccia e continua ad inveire. Quindi, quando l'uomo
l'uomo volta le spalle a uno degli agenti, viene atterrato e poi ammanettato sull'asfalto. Aleš Gomoli è stato poi ricoverato nel reparto di medicina d'urgenza di Cattinara in stato di fermo. Lo sloveno potrebbe essere addirittura entrato a Sesana nel raccordo autostradale e non a Fernetti, fatto ancora da accertare. Stamani in procura è stato aperto il fascicolo relativo all'incidente. Il PM Matteo Tripani ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto dello sloveno con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Il giudice ha ora 48 ore di tempo per decidere. Parliamo ora di PNRR, firmato a Palazzo Balbi un protocollo tra la Regione e la Guardia di Finanza a tutela della legalità. Il Veneto è la prima regione a sottoscriverlo in Italia. Prego, Generale. Un protocollo d'intesa unico in Italia a tutela della legalità. È stato sottoscritto oggi a Palazzo Balbi tra la Regione del Veneto con il governatore Zaia e la Guardia di Finanza con il comandante regionale, il generale Mainolfi, che ha lo scopo di favorire lo scambio di informazioni in relazione agli interventi finanziati del PNRR. Deve costituire la ripartenza del nostro Paese che ci accompagnerà fino al 2026. È uno strumento che serve a far sì che le risorse che saranno versate, gli oltre 20 miliardi che saranno impiegati in questa regione, vengano impiegati proficuamente e costituiscono veramente un investimento, perché abbiamo la responsabilità morale di far sì che queste risorse realizzino quello che è l'obiettivo del PNRR, cioè una ripresa e un rilancio della società del futuro. La collaborazione si baserà su un software rodato negli ultimi 2 anni che anziché ragionare su dati puri lo fa sulle informazioni, utilizzando algoritmi realizzati ad hoc per evitare truffe e sottrazioni di risorse pubbliche che dovrebbero creare lavoro e PIL. Si pensi solo che per quanto riguarda il PNRR avremo circa 25 miliardi di risorse che caleranno sul territorio, sarà bene capire che vadano nelle mani giuste e non in quelle sbagliate. Il generale Mainolfi ha presentato una serie di dati che dipingono uno scenario preoccupante. Il settore edile in Veneto conta circa 60.000 soggetti. Nei 2 anni di lockdown ne sono nati circa 6.000 e morti 5.000, ma il dato sconcertante è un altro. Nel Veneto abbiamo circa 500.000 imprese, quindi un 10% di turnover in un anno ci sta, e grosso modo questi sono i numeri. Semmai il dato sconfortante è che delle 6.000 nate nei 2 anni di lockdown ce ne sono 5.000 e passa, in cui c'è qualche soggetto che ha qualche conto in sospeso con la giustizia e, cosa ancora più grave, c'è qualcuno di questi che ha avuto dei problemi seri con la giustizia del tipo di stampo mafioso, associazione per delinquere di stampo mafioso. Ora la linea alla regia per un piccolo stacco pubblicitario, ritorniamo tra poco. Di nuovo in diretta edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Ora parliamo del nuovo switch off di marzo, il nuovo passaggio verso la televisione digitale e il rischio di oscuramento delle emittenti locali. Il Partito Democratico ha accolto l'appello delle televisioni venete e si sta adoperando per trovare una soluzione in Commissione Bilancio alla Camera. Il grido d'allarme delle emittenti televisive del Veneto viene raccolto tramite il segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella, da un altro Dem, il deputato Gianni Dalmoro, membro della Commissione Bilancio della Camera. Il passaggio verso la televisione digitale da marzo rischia di privare di tutta l'informazione locale oltre 1 milione di cittadini. Da qui l'impegno di Dalmoro. Da qualche giorno spiega: sto seguendo la richiesta delle emittenti venete che spero possa trovare in Commissione Bilancio alla Camera accoglienza nella conversione del decreto legge mille proroghe. Molte le ragioni che spingono il Partito Democratico a questo impegno. Riteniamo, spiega Dalmoro, che la libera informazione vada tutelata e non limitata. Le televisioni locali svolgono un ruolo importante di servizio e di identità territoriale, linfa della nostra Italia dei 1000 comuni. I network televisivi, ricorda ancora il deputato, non sono solo delle imprese con propri fatturati e dipendenti, ma anche una fucina di ottimi professionisti. In stretto contatto con Martella, Dalmoro annuncia infine di aver avviato un dialogo con gli uffici della Commissione Bilancio e con il suo presidente Fabio Melilli affinché si possa trovare una giusta soluzione in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Agicom. Torniamo alla cronaca. Conclusa questa mattina l'operazione condotta dai Carabinieri che ha permesso di individuare una cooperativa agricola che in Veneto avrebbe sfruttato il lavoro di decine di immigrati.
Sgominata in Veneto una banda che sfruttava il lavoro senza regole di cittadini extracomunitari. Era partita dall'attività investigativa avviata a Vicenza e condotta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, l'operazione Polvere di Stelle, che si è conclusa oggi. Un'operazione che poi si è estesa nelle province di Padova e Verona. Sono complessivamente 5 le misure di custodia eseguite dal novembre 2020 dai carabinieri del gruppo Tutela del Lavoro di Venezia nei confronti di altrettanti soggetti, 3 di nazionalità marocchina, 1 di nazionalità albanese e una donna di nazionalità italiana, ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro commessi nei confronti di decine di cittadini marocchini, alcuni dei quali irregolari sul territorio nazionale. Individuata dagli ispettori una cooperativa agricola con sede a Cologna Veneta che reclutava cittadini marocchini approfittando del loro stato di vulnerabilità. Il collaboratore albanese aveva una funzione di intermediazione, mentre la donna italiana, collaboratrice di uno studio commercialista, avrebbe agito in modo da evadere gli oneri contributivi da versare ai dipendenti. Inoltre, i lavoratori pagati la metà del dovuto e senza rispetto di orari e misure di sicurezza sarebbero stati alloggiati in sistemazione di fortuna, senza riscaldamento ed elettricità. Condizioni che così avrebbero permesso alla cooperativa di proporsi a prezzi competitivi per le ditte committenti sul mercato agricolo. Si è spento questa mattina alle 5:30 l'industriale vicentino Nicola Menduni. Luca Zaia lo ha ricordato, il presidente del Veneto, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha annunciato il lutto cittadino. Addio a Nicola Menduni. È scomparso il patron delle acciaierie Valbruna, uno degli industriali storici nel panorama italiano. Il suo gruppo conta 2.500 dipendenti e 42 filiali in tutto il mondo. Pugliese d'origine, aveva fondato la sua prima azienda a Bari, dove si occupava di produzione di macchine per l'olio ed il vino. Dopo aver sposato la figlia di Ernesto Gresele, si trasferì a Vicenza, dove nel 1957 entrò nell'azienda del suocero, che con lui alla guida puntò sugli acciai inossidabili. Nicola Menduni ad aprile avrebbe compiuto 104 anni. Stiamo parlando di un grande vecchio, di un grande saggio del Veneto, una persona che ha fatto grande il Veneto, una persona che ha dato lavoro e sta dando lavoro a migliaia di persone, che io ho sempre incontrato in ufficio, 103 anni, sempre in ufficio tutti i giorni, e penso di averlo sentito quasi tutte le settimane in questi anni, e quando vedeva che ero in difficoltà magari con il Covid mi chiamava eccetera. Purtroppo il Covid è stato il suo contro fatale, però voglio veramente ricordare questo grande uomo che è stato anche un grande filantropo, ha donato molto alla sanità del Veneto, è sempre stato a disposizione per i progetti innovativi e quindi ci tenevo di ricordarlo veramente fino in fondo. Uomo di impresa ma anche uomo del sociale, uomo della solidarietà. Per questo motivo vogliamo ringraziarlo e onorarlo con il lutto cittadino che verrà proclamato il giorno delle esequie. Crollo delle nascite proprio in provincia di Vicenza tra il 2002 e il 2020. La notizia emerge da uno studio del Sole 24 Ore, è il peggiore dato in Veneto. Meno 33,6% di nascite dal 2002 al 2020, un vero crollo di nuovi vicentini al mondo, record negativo tra le 7 province venete. Quale elemento ha condizionato la società berica in questi primi anni del millennio? La paura che nasce dal fatto di percepirsi come realtà forte, realtà anche economicamente, socialmente forte, e che oggi non è più così. E quindi la paura di perdere un vantaggio che si aveva, che ti porta un po' a chiuderti. Ecco, allora io mi chiudo nelle risorse che posso spendere oggi, e da questo punto di vista un figlio non rientra proprio dentro a questa prospettiva. Sono venute meno alcune certezze, la solidità delle piccole imprese, delle banche, la vita di comunità. Da qui la chiusura in se stessi. Sempre generalizzando, c'è più l'idea di una vita che continua, che è la mia personale, c'è una sorta di individualismo, che ha portato degli aspetti positivi, ma anche questa perdita del senso della società, della comunità. Avere un figlio vuol dire avere in mente una comunità, la mia, che continua anche oltre a me. Magari invece il rischio oggi è di pensarmi io come al centro della comunità.
Dal 9 di marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale. In Veneto le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul canale 14, Telenord-Est sul canale 18. Per continuare a seguire le informazioni di Antenna 3, Rete Veneta e TNE, quindi sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali. Allora fate attenzione, il 10 per Antenna 3, il 14 per Rete Veneta e il 18 lo avete visto per Telenord-Est. Era l'ultima notizia per questa sera, grazie per essere stati con noi. Tra poco le edizioni di Venezia, ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Benvenuti al meteo. Si intensifica l'anticiclone sul nostro territorio e si aggrava la condizione di siccità al nord. Almeno fino al prossimo fine settimana, infatti, nessuna pioggia in arrivo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 8 febbraio trascorrerà, come vediamo, all'insegna di un ampio soleggiamento. Il cielo sarà sereno o al più velato, aria tersa e ottima visibilità. Venti in quota settentrionali, inizialmente tesi, poi in attenuazione. Nelle valli e in pianura invece saranno deboli. Temperature stazionarie, minime sotto zero quasi ovunque, massime invece comprese tra i 10 e i 12 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo tanto sole su tutti i settori, il cielo sarà limpido e sgombro da nubi. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato solo con qualche addensamento sui settori di confine, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sugli 11-13 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.